Alle parole hanno fatto seguire i fatti. Sono gli operatori ecologici di Agrigento che questa mattina hanno incrociato le braccia in segno di solidarietà nei confronti dei 29 colleghi che rischiano di essere licenziati. E così niente raccolta dei rifiuti con ovvie e gravi conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario, tenuto conto delle temperature eccessivamente elevate di questi giorni. Gli operatori si sono ritrovati in piena Valle dei Templi. Siamo qua nella Valle dei Templi per far sapere al mondo quello che succede ad Agrigento. Speriamo ancora al signor Sindaco che prenda una posizione affinché tutto questo sfracello non avvenga. Ormai siamo talmente demoralizzati, è notte e notte che non si dorme più, a pensare che i 29 padri di famiglia martedì perderanno il posto di lavoro. Fino a quando continuerete ad incrociare le braccia e a non lavorare? Ma se non ci sono nuovi arrivi, penso che i miei colleghi, io, nessuno avrà più il coraggio di andare a lavorare. E sulla questione interviene anche l'assessore comunale Mimmo Fontana. Noi non possiamo tornare indietro rispetto alla gara fatta, c'è una gara che ha avuto un esito, non si può tornare indietro. Speravamo che i sindacati riuscissero a convincere i lavoratori a fare un contratto di solidarietà. Nei due incontri che c'erano stati anche in prefettura, noi ci eravamo impegnati a provare a risolvere il problema nell'arco di tempo necessario per fare la gara definitiva, aggiungendo però molti più servizi a quelli che ci sono oggi, per esempio facendo la raccolta differenziata su tutto il territorio, perché non è possibile che gli agrigentini continuino a pagare una tariffa doppia rispetto alla media nazionale, perché le politiche clientelari del passato ci hanno lasciato una realtà con un numero doppio di lavoratori rispetto a quelli di cui avremmo bisogno. Noi abbiamo la necessità di rispettare la legalità, abbiamo la necessità di rispettare il mandato dei cittadini di Agrigento e quindi fare il loro interesse ad avere una città pulita e soprattutto una città in cui le tariffe per i rifiuti siano in media nazionale e non doppie. Tenuto conto di questo, ci siamo pure fatti carico del problema sociale di quei 28 lavoratori, ma la strada era una strada medio-lunga. Hanno deciso il braccio di ferro, prendiamo atto che c'è un braccio di ferro, la nostra posizione non cambia e già da questa mattina abbiamo cominciato ad organizzare un servizio di emergenza con la disponibilità degli operatori di GESA e dei mezzi dell'ISEDA. Ovviamente non potremo coprire tutta la città, ma cercheremo di limitare al massimo i danni per la popolazione. E intanto sulla questione interviene l'amministratore delegato dell'ISEDA Pietro Longi per fare il punto della situazione. Tutto parte, sottolinea Longi, dal settembre 2013, quando sono state messe in liquidazione le società d'ambito, e da quel momento la prosecuzione del servizio è stata demandata ai sindaci. Nel 2014 l'allora sindaco Zambuto ha indetto una prima gara per la durata di 6 mesi, bando revocato dopo le pressioni sindacali, in quanto il personale previsto era inferiore a quello già occupato. Anche la seconda gara è stata sospesa. Una terza gara è stata fatta dal commissario Giammanco, che però presentava problemi legati ai costi e al numero del personale previsto per 116 unità contro le 144 già occupate. Da qui tutta una serie di riunioni in cui l'amministrazione pretende che le imprese debbano assumere tutto il personale, anche se i relativi costi per le sostituzioni non sono stati previsti, oneri, prosegue Longi, dei quali le imprese non possono addossarsi.